Buonasera, speciale di TV Notizie, oggi con l'onorevole Giancarlo Granata di Canicattì. Onorevole, grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie. Le ragioni di questo speciale sono dovute al fatto che l'onorevole Granata, ecco, qualche settimana fa ha deciso di aderire ufficialmente al partito della Meloni, a Fratelli d'Italia, che ad Agrigento si intesta in Calogero Pisano come suo rappresentante provinciale, ma anche rappresentante regionale. Ricordiamo che Giancarlo Pisano e Lillo Pisano è anche esponente, diciamo, della segreteria dell'assessore al turismo Messina e che ben rappresenta il territorio nella nostra provincia. Onorevole, allora parliamo di questo suo passaggio a Fratelli d'Italia. Ecco, lei ha affermato che è un ritorno nella mia comunità politica che mi ha visto formare e crescere e rivendico con orgoglio di essere stato il primo segretario provinciale di Alleanza Nazionale ad essere stato eletto. Sì, io intanto vi ringrazio per questa occasione che mi state dando, saluto quanti ci stanno seguendo. È proprio così, per me rappresenta un ritorno a casa, un ritorno nella mia comunità di appartenenza. Dicevi bene tu, io sono stato, insomma, mi onoro di essere stato il primo presidente segretario provinciale eletto di Alleanza Nazionale, quindi la mia storia di famiglia, la mia storia personale trova le sue radici nella destra politica, una destra ovviamente che è quella che oggi come dire, viene rappresentata in maniera eccellente a livello nazionale da Giorgia Meloni e su base provinciale da Lillo Pisano. Lillo Pisano, che ringrazio per l'opportunità, per l'accoglienza che mi è stata riservata, e devo dire che per me ritornare appunto nella militanza di un partito che rappresenta un punto di riferimento per milioni di italiani da sempre, perché nella politica nazionale, anche nella politica regionale e provinciale vi è uno spazio, un'area politica di consenso che è rappresentata dalla destra. La destra per me significa valori, significa i temi della legalità, della sicurezza, della meritocrazia, della militanza. È un aspetto che trovo veramente in Fratelli d'Italia, è quello finalmente di una comunità che si basa su una logica di appartenenza e di partito, quindi è importante. Poi ho apprezzato nel panorama politico nazionale la scelta coraggiosa e importante di Giorgia Meloni di essersi distinta rispetto all'omologazione di questo governo di tutti, il governo Draghi, rispetto al quale appunto Fratelli d'Italia e Giorgia Meloni rappresentano l'unica alternativa rispetto a un governo che dal nostro punto di vista lascia molto a desiderare. Quindi io in Fratelli d'Italia intendo dare il mio contributo all'affermazione ulteriore, alla crescita di questo partito, che devo dire ho trovato in buona salute, grazie al lavoro che Lillo Pisano ha fatto in questi anni. Vi è una classe dirigente consolidata in provincia di Agrigento, vi sono dei risultati importanti che sono stati ottenuti anche nelle scorse elezioni amministrative, partendo dal comune di Agrigento, dove vi sono due degli amici, Piparo e La Felice, assieme a Costantino Giulla, che rappresentano egregiamente appunto il partito. Adesso vi è anche l'ingresso dell'avvocato Catalano, insomma, come commissario cittadino, e di tanti altri amici, così pure anche negli altri comuni, Favara, Portembedo, che è la stessa Canicattì. Quindi devo dire che è un partito che si sta ulteriormente organizzando, e per quello che posso io darò un contributo alla crescita. Ecco, come intenderà portare avanti il suo lavoro all'interno del territorio agrigentino e in particolare quello di Canicattì? Ma io devo dire che ho dato la mia disponibilità a dare il mio contributo. Io, come dire, godo di una esperienza consolidata e anche dell'affettuosità di tanti amici della provincia, perché il mio passaggio ha comportato l'adesione di riferimenti fra consiglieri comunali, ex assessori e anche di tanti amici che militavano in Alleanza Nazionale
e che, devo dire, hanno accolto con entusiasmo questa mia, diciamo, adesione, e quindi vedo che vi è assolutamente interesse. Quindi io desidero, insomma, con la condivisione di tutti, dare il mio contributo alla organizzazione del partito. Abbiamo già parlato con gli amici, con Lillo Pisano in testa, che è il nostro commissario provinciale, per una volta che i dati della pandemia lo consentiranno, di organizzare anche una conferenza programmatica del partito per mettere in evidenza anche le proposte politiche che Fratelli d'Italia ha sui temi scottanti della provincia di Agrigento. La provincia di Agrigento ha tante cose da affrontare, in primis utilizzando e partendo da quelle che sono le risorse naturali, il turismo, le attività produttive, il problema, il tema delle infrastrutture, il problema, il tema dell'ambiente, del rischio idrogeologico connesso, il sostegno alle fasce deboli della popolazione. Quindi intendiamo organizzare una conferenza programmatica per uscire fuori con le nostre proposte. Al tempo stesso anche riunire i nostri eletti e, diciamo, con loro interloquire, perché sono l'avamposto del messaggio di Fratelli d'Italia negli organi elettivi. Tra l'altro lei metterà a frutto sicuramente la sua esperienza. Ricordiamo che lei fu anche parlamentare regionale alla Regione Siciliana e anche un'esperienza di consigliere provinciale alla provincia. Sì, diciamo che il rapporto con gli enti locali è fondamentale. Io devo dire che si deve ritornare alla pratica della politica e della buona politica. Dall'approssimazione o improvvisazione che c'è stata sino ad oggi, quindi la politica è una passione che va coltivata, ma con impegno, con militanza. Io ricordo che già da giovane ho avuto un percorso di militanza nel fronte della gioventù, nelle organizzazioni giovanili, e poi il Consiglio provinciale, che per me, ma per tanti amici, ha rappresentato una palestra di formazione. E quindi diciamo, fare politica significa anche essere formati, avere una proposta, avere dei contenuti, avere un modo di approcciarsi alle cose, e questo è quello che desideriamo fare. Ecco, per esempio, il tema delle province è un tema che mi sta particolarmente a cuore. Io auspico e ritengo che col nuovo diciamo, assetto che riguarderà anche le prossime elezioni regionali bisogna fare una battaglia per il ritorno e il ripristino delle province, perché di fatto i problemi o le competenze delle province sono rimasti intatti, ma la mancanza di risorse economiche ha determinato che le scuole non vengono, soprattutto dei livelli superiori, non sono, diciamo, seguite come si dovrebbe, le strade provinciali lasciano a desiderare, la promozione del territorio, la tutela dell'ambiente, tutte competenze che riguardavano la provincia. E poi, dal mio punto di vista, il taglio è stata un'offesa alla democrazia, eliminare un organo elettivo. Sono d'accordo che in un momento, come dire, di taglio alle spese bisogna assolutamente rimodulare, magari non riconoscere indennità varie, ma non dare la possibilità ai cittadini di eleggere un proprio rappresentante a presidente della provincia e al tempo stesso i consiglieri provinciali che rappresentano i territori è stata veramente un'offesa alla democrazia. Tra l'altro ricordo che, ecco, qualche settimana fa c'è stata una forte presa di posizione da parte della destra parlamentare siciliana nel bloccare, insomma, le votazioni di secondo livello e cercare di ritornare attraverso un disegno di legge, una proposta di legge, verso l'elezione diretta. Ma noi siamo proprio per l'affermazione di un valore importante, che è quello della sovranità popolare. Questo vale appunto per l'elezione diretta del Presidente della provincia, ma vale, questo è un tema di grande attualità, perché tutti stiamo assistendo alle sceneggiate, perché di questo che si tratta, e i cittadini, io mi sento di interpretare anche il sentimento dei cittadini, siamo stanchi di vedere in merito all'elezione del Presidente della Repubblica questi continui rinvii. Quindi veramente oggi è di attualità una battaglia storica della destra che risale anche ai tempi di Giorgio Almirante, che è la Repubblica presidenziale, l'elezione diretta del Capo dello Stato. Devono essere i cittadini ad eleggerlo e quindi, secondo il mio punto di vista, a quest'ora di già avremmo avuto il Presidente della Repubblica. Senta, lei è stato anche, ricordo, se non ricordo male, anche vicepresidente della Commissione Sanità
al Parlamento regionale in un momento, diciamo, come questo di pandemia, dove sicuramente insomma, stiamo vedendo che non c'è una grande organizzazione purtroppo nel mondo della sanità, vediamo anche ad Agrigento purtroppo, con tutto il merito, diciamo, del lavoro fatto dall'attuale commissario, però c'è sempre carenza di personale, purtroppo il pronto soccorso ad Agrigento, anche a Canicattì, ma anche in altri luoghi, insomma è un grave deficit. Su questo, diciamo, grazie anche alla sua esperienza che ha avuto come vicepresidente della Commissione Sanità all'Ars, come metterà a frutto, cosa farete come Fratelli d'Italia? Ma devo dire che intanto sulla gestione proprio della pandemia bisogna dare come dire, merito alla gestione commissariale dell'azienda e agli operatori sanitari e amministrativi per il lavoro encomiabile che è stato fatto, perché si vive un'emergenza sanitaria. È chiaro che per fare una buona sanità occorre praticamente che vi sia degli operatori sanitari, la materia prima che sono i medici, il personale sanitario. Devo dire che da questo punto di vista l'azienda ha fatto diverse volte appunto degli avvisi e quindi si riesce ad fare in modo di organizzare al meglio dei servizi. Quello che manca è la disponibilità dei medici, la difficoltà a reperire appunto del personale in questo senso. Quindi devo dire che comunque l'offerta sanitaria in provincia di Agrigento è di buon livello e si riesce a garantire quelli che sono non solo i servizi essenziali ma anche delle punte di eccellenza nella gestione. Senta, come valuta questa crescita del partito della Meloni nel giro di pochissimo tempo? Insomma, ricordiamo che nelle scorse elezioni la Meloni insomma, ha avuto un consenso insomma, limitato e che ora diciamo, invece in quest'ultimo periodo dai sondaggi che almeno settimanalmente fanno i nostri media sta avendo Ma devo dire che è riconducibile intanto alla coerenza che Giorgia Meloni ha rappresentato in questo percorso. In Italia c'è stata sempre uno spazio politico di una destra di governo, di una destra moderata, di una destra che mi piace dire deve essere conservatrice nei valori e al tempo stesso deve essere di innovazione sul piano del messaggio politico. E Giorgia Meloni rappresenta questo perché gli italiani, l'Italia e anche qui nel nostro territorio si comincia a capire che è una leader, e tant'è che è la leader dei conservatori europei a livello europeo, che riesce a passare un messaggio importante di difesa dei valori, di proposte chiare, di percorsi molto coerenti. E devo dire per esempio la scelta, e mi riallaccio al discorso iniziale, che ha fatto di essere coerente proprio con questo messaggio e di non appiattirsi a questo governo di tutti è una scelta coraggiosa, importante, che premia, perché questo il governo Draghi anche sulla gestione della pandemia, se ne vogliamo parlare, fermo restando che io ritengo che sia stata importante la campagna di vaccinazione che dopo Arcuri con il generale Figliuolo diciamo, ha avuto un percorso assolutamente un'inversione di tendenza importantissima, quindi il messaggio della vaccinazione è fondamentale per diciamo, combattere e arginare la diffusione della pandemia. Ma premesso questo, oggi che il livello di vaccinazione ha raggiunto quasi il 90% tra vaccinati e cittadini che si sono negativizzati dal Covid, diciamo che è ormai superato dagli eventi, oserei dire ridicolo, l'idea dei colori, colore giallo, colore arancione, colore verde, Green Pass, Super Green Pass, perché non ci dobbiamo dimenticare che vi è un problema di tutela dell'economia, delle attività produttive, che è importantissimo ed è la ricaduta negativa che diciamo, la gestione della pandemia ha creato. E quindi vi sono dei provvedimenti che sono veramente assolutamente come dire,
che contestiamo in maniera decisa. L'idea di avere il Super Green Pass per un anziano che deve recarsi alla posta a ritirare la propria pensione è veramente una cosa che lede un diritto e un servizio essenziale da erogare. L'idea che bisogna andare al supermercato soltanto per prendere i beni di prima necessità e poi magari il proprio figlio vuole, diciamo, una bottiglia di una bibita e questa non è un bene di prima necessità, è veramente ridicolo. Come anche altrettanto grave è stata quella circolare ministeriale, questo la dice lunga, che stabiliva nella prima fase che bastava la tachipirina e la sorveglianza, la vigilanza, diciamo, personale, e questo, diciamo, è un fatto gravissimo, perché se invece si fosse incentivata le cure domiciliari l'attività di intervento domiciliare e con delle terapie, perché oggi sì, ci sono i vaccini, ma ci sono anche delle terapie antivirali che devono essere incentivate. Tutte queste cose chiaramente lasciano il segno su una gestione della pandemia che non è stata assolutamente... Questa competizione con la Lega, ecco, assistiamo a questa competizione con la Lega tra la Meloni e Salvini, insomma, che si sta vedendo anche ora durante questo momento di elezione del Capo dello Stato. Ma devo dire che è una sana competizione, che fa parte, come dire, di una affermazione di una leadership rispetto alla quale saranno poi i cittadini italiani a valutare, a riconoscerla. La cosa importante, e questo è un messaggio che voglio lanciare, è il valore dell'unità del centrodestra, che è un valore importante e imprescindibile, rispetto al quale vedo lo sforzo che Giorgia Meloni assieme all'intera classe dirigente Fratelli d'Italia stanno facendo per cercare di mantenere unito questo valore, perché sicuramente in Italia, anche a livello regionale, il centrodestra è in maggioranza. Io mi sento di interpretare, di verificare anche quelli che sono gli umori, i sentimenti della gente, e quindi ci sta, va bene, una sana competizione che ci spinge anzi a fare ancora di più e meglio. Su Berlusconi presidente? Ma Berlusconi è stato questo tentativo? È stato un tentativo. Poteva farcela secondo lei? Dico, ma secondo me bisognava osare di più, avere più coraggio da questo punto di vista. A me quello che non piace è questa, diciamo, quasi idea che non è possibile o non viene riconosciuto il diritto delle forze politiche del centrodestra, che rappresentano la maggioranza relativa fra i grandi elettori sul Capo dello Stato, di indicare una persona di area politica, di cultura politica, che non abbia tessera. Mi pare che i nomi che siano stati fatti da Nordio a Della Moratti a Cassese, per esempio, sono tutte figure al di sopra delle parti, e del resto questo metodo si è applicato quando al contrario era il centro-sinistra ad avere una maggioranza. Non capisco perché oggi la sinistra si rifiuta di accettare quasi quella che è un principio, una regola di democrazia, questa idea della superiorità morale che impedisce al centrodestra di esprimere persone di altissimo livello è una cosa che non va bene, perché tiene assolutamente ingessato il Parlamento nell'elezione del Presidente della Repubblica. A me piace evidenziare anche il buon lavoro e l'azione di governo, le ricadute positive che l'assessore Messina, l'assessore al turismo, sta facendo assieme anche al Presidente Musumeci. Bisogna dargliene atto anche sul territorio, perché grazie anche all'intervento di Lillo Pisano all'interno del gabinetto, come vice capo di gabinetto dell'assessore al turismo, vi sono dei riscontri positivi per il territorio. Finalmente mi pare che lo stadio, il problema atavico della illuminazione dello stadio Essoneto e della, diciamo, riqualificazione delle tribune è un problema atavico che è stato affrontato con un finanziamento ottenuto grazie all'intervento dell'assessore Messina e Lillo Pisano. Oggi si parla anche di un passaggio del Giro d'Italia dalla Scala dei Turchi, ovviamente con la dovuta organizzazione e un momento di promozione del territorio importante, e in questo senso noi vogliamo creare le premesse per parlare di cose concrete, di riunire gli operatori del turismo, le attività produttive, e fare in modo che si crei una sinergia che
insieme a delle buone intelligenze, delle buone competenze, consenta di cogliere le opportunità del PNRR, perché davvero questa è forse l'ultima opportunità che l'Europa ci concede e rispetto al quale mi pare che c'è molto ritardo rispetto ai tempi e alla tempistica necessaria. Ecco, la Meloni ha deciso di non appoggiare il governo Draghi. Sì. Perché secondo lei? Ha deciso di non appoggiarlo perché come idea, allora intanto anche il metodo e l'approccio di Giorgia Meloni è molto equilibrato. Noi siamo alternativi, facciamo l'opposizione, ma si fa tenendo presente che l'Italia vive un momento di emergenza e quindi laddove ci sono delle proposte importanti, necessarie, utili alla nazione, al paese, noi ci siamo e questo si è dimostrato in tanti provvedimenti, però bisogna ritornare al primato della politica, non ai tecnici burocrati che fanno gli interessi di altri anche. E porto qualche esempio perché poi i provvedimenti del governo si leggono. Quando vi è una riduzione della moneta circolante si ritorna a 1.000 euro. Quanto per le fasce, per i liberi professionisti o per i piccoli artigiani che hanno il cosiddetto regime forfettario e vi è l'obbligo, si impone l'obbligo della fatturazione elettronica. Quanto si fanno questi provvedimenti come tanti altri, si capisce che vi è un interesse rispetto ad altri lobby che non sono gli interessi cittadini e voglio citarne anche altre, per esempio il provvedimento che tanto si è, come dire, promosso del sostegno alla famiglia, che si è tradotto in questo assegno unico, ma a conti fatti, mi devi credere, questo assegno unico è assolutamente penalizzante per le famiglie, non è una cosa, perché si è pubblicizzato perché gli togli il bonus bebè, elimini il bonus Renzi, fai la giacenza media, a conti fatti, veramente a conti fatti, perché poi ognuno li vive sul concreto queste cose, è una penalizzazione per la famiglia. Quando anche questa riforma delle aliquote fiscali è un altro tema concreto che tocca le famiglie, alla fine per carità vi è un vantaggio, come dire, un risparmio per tutte le fasce incluse, ma i più avvantaggiati sono i redditi da 50.000 euro a salire. Il ceto, cioè la politica si deve preoccupare di tutelare quella che è stata l'ossatura dell'economia e della società in Italia, che è il ceto medio. Il ceto medio oggi sta soffrendo maledettamente e io avverto che vi è, diciamo, una forbice che si allarga tra ricchi e poveri, e il povero di oggi non è il povero di ieri. Il povero, tra virgolette, di oggi, del quale la politica si deve preoccupare, sono per esempio i lavoratori dipendenti monoreddito, che hanno figli a carico da mantenere all'università e che hanno difficoltà oggettive di mantenerli. A queste, diciamo, alle famiglie numerose non ci pensa davvero nessuno e quindi la politica, noi siamo per una politica davvero di sostegno per la famiglia. Per non parlare delle partite IVA. Le partite IVA, appunto, la piccola e media impresa, anche l'idea per esempio delle... Le attività che purtroppo stiamo vedendo, abbiamo visto anche in questi giorni, insomma, a Roma, in una città, abbiamo visto purtroppo in posti frequentatissimi di grande turismo, i ristoranti deserti, vuoti, ma l'abbiamo visto anche qui ad Agrigento, la Valle dei Templi, non arrivano più turisti. Insomma, una grande crisi, però purtroppo le cartelle esattoriali che in un primo tempo erano state bloccate stanno iniziando ad arrivare e insomma chi ci pensa alle partite IVA? Per esempio un'altra cosa che penalizza i lavoratori dipendenti in tema di pandemia e di gestione dei contagi, la quarantena obbligatoria stabilita per un lavoratore dipendente, mentre prima veniva considerata come, diciamo, malattia dall'INPS, oggi non lo è più. E questo è un ulteriore danno che si crea, quindi
c'è stata un'emergenza, ma bisogna uscire dall'emergenza, bisogna oggi trasformare e gestire e trattare il virus dopo che il 90% della popolazione è stata vaccinata. La premessa è questa, io sono un sostenitore del vaccino, ma bisogna oggi ritornare ad una normalità regolata, dove bisogna affidarsi, come stanno facendo gli altri Stati europei, al senso di responsabilità dei cittadini che devono avere, diciamo, una responsabilità nel vigilare su se stessi e sulla propria salute. Ma detto questo, bisogna consentire alle attività di svolgersi tranquillamente, di impedire, limitare, evitare questo super Green Pass, se non, cioè cominciare a ritornare ad un sostegno all'economia, perché tra il caro bollette, dove davvero altro tema che in queste ore stiamo vivendo tutti sulla pelle. E tu non puoi immaginare vi è stato un provvedimento che serve a quanto pare a ristorare per il 6% dei costi. Cioè queste sono le misure, cioè ridicolo, non è possibile. Allora perché la Meloni cresce? Perché se mettiamo insieme la coerenza, la figura di alto profilo morale che è Giorgia Meloni, alle proposte che fa, alla protesta che vi è nella società, ecco il motivo per il quale Fratelli d'Italia cresce e crescerà come sta crescendo anche in provincia di Agrigento. Una diatriba con la Lega continua a essere anche alla regione siciliana in merito alla riproposizione della candidatura dell'uscente Nello Musumeci. Vediamo che la Lega, insomma, si è un po' distaccata e insiste in una propria candidatura con il parlamentare Minardo, almeno da quello che si sta vedendo. Ecco il suo punto di vista su questo. Ma io ritengo che bisogna partire da quello che ho detto in premessa, il valore dell'unità. Non ci dobbiamo dimenticare che il centrodestra in Sicilia è maggioranza e ha vinto sempre le elezioni, ha una sola condizione, di essere unito. L'esperienza Crocetta e il danno che poi il governo Crocetta ha fatto alla Sicilia e ai siciliani è stata conseguenza di una divisione fra allora candidato Gianfranco Micciche e il candidato Nello Musumeci. Questo errore non deve accadere più. Quella che è la mia posizione personale, certo. Che intendo manifestare è che io ho un giudizio, premesso che Fratelli d'Italia ha una classe dirigente e ha uomini e donne all'altezza di interpretare anche il ruolo di Presidente della Regione, fatta questa premessa, e siamo pronti anche a metterli sul tavolo, però il giudizio che io do sul governo Musumeci e sull'operato di Musumeci è un giudizio positivo, perché i risultati sia sulla gestione, sulle risorse europee che sono state tutte spese, sui provvedimenti legislativi, anche sulla gestione della pandemia, è un giudizio assolutamente positivo che è stato fatto in condivisione con tutti i partiti del centrodestra, dove il Presidente Musumeci ha saputo dare e riconoscere a tutti le opportunità e gli spazi. Quindi l'idea di smontare la possibilità di una seconda candidatura di un Presidente uscente va, diciamo, giustificata su un piano politico e di un interesse regionale ancora superiore. Chiaramente questa è una mia posizione personale, poi ci saranno i livelli superiori dei partiti a portarla avanti, però diciamo Fratelli d'Italia tiene in primo luogo al valore dell'unità di tutti i partiti del centrodestra e sono convinto che vi è intelligenza, come dire, capacità di trovare la sintesi e di trovare le soluzioni. Anche perché fra qualche mese si andrà al voto alla regione. Sicuramente, infatti, quindi ormai diciamo, il tempo per cominciare a discutere, ecco, di cominciare a discutere di queste cose e cominciare ad affrontare questi temi è importante, perché poi tenendo presente che si vota in autunno abbiamo praticamente questi 3-4 mesi per programmare e per essere già chiari rispetto a un messaggio che dobbiamo lanciare al territorio. Anche perché sembra che ci sia, insomma, un avvicinamento, diventerà bellissimo il movimento di Musumeci con
il partito della Meloni? Ma mi risulta che c'è stato un confronto a Roma importante, vi è stato un confronto e del resto la storia di Nello Musumeci è una storia che appartiene anche lui a una destra di governo, a una destra di valore, a una destra cosa, quindi vi è sicuramente una vicinanza, come dire, etica, morale che riconosciamo. I termini della discussione non li conosciamo, però per quello che mi riguarda io diciamo del presidente Musumeci apprezzo sicuramente la sua statura, il suo livello etico, morale, di uomo, di operatore politico che in 30 anni, in 40 anni di impegno parlamentare è stato sempre al servizio della gente e con le mani pulite, e questo diciamo è una cosa importantissima. Anche perché, ribadiamolo, se il centrodestra in Sicilia si spacca, ecco, diciamo, si dà il via, e non lo possiamo consentire. Crocetta, che tra l'altro diciamo, fu anche responsabile del disastro delle ecco, province. Bravissimo, ci ricolleghiamo. E ci ricolleghiamo al discorso, le province, la gestione dei fondi europei e tante altre cose, che la gestione delle partecipate, insomma. Insomma, lei ha avuto anche un percorso, diciamo, prima di passare a Fratelli d'Italia, ha avuto anche un'adesione anche alla Lega. Ecco, poi questo progetto, diciamo, lei non l'ha ritenuto più valido perché? Ma no, io praticamente un passaggio, insomma, giusto anche per chiarire. Ecco, anzi ringrazio per la domanda, questa domanda. Sì, è giusto sapere. Allora, c'è anche un travaglio, lo capisco, per cui ecco, chiaramente. Io parto da una premessa, che io sono stato sempre e voglio essere coerente con i miei valori di destra. Quindi chiaramente i temi affrontati dalla Lega a livello nazionale in un certo momento sono i temi che appartengono anche a una cultura della destra: l'interesse nazionale, la difesa dei confini, la lotta all'immigrazione clandestina, sono tutti temi che coincidono con i temi di Fratelli d'Italia. Però poi ho trovato ovviamente più consono, certo, più vicino alla mia impostazione, alla mia cultura, alla mia idea di partito, alla mia storia personale, l'adesione a Fratelli d'Italia. Perché in Fratelli d'Italia, e oggi lo posso dire, lo posso affermare con, come dire, con forza, ho trovato la mia famiglia. Nulla togliendo agli altri amici con altre storie personali, però lì riconosco veramente la mia comunità, la mia comunità politica, e mi permetto di dire con un poco di nostalgia, quando vedo la fiamma, quella fiamma che oggi rappresenta una storia, a me dice qualcosa. A me provo, diciamo, un momento emozionale importante, e quindi questo per me è stato, diciamo, dirimente. Mi sono confrontato con l'amico Lello Pisano, ci siamo chiariti, ci siamo abbracciati, e oggi insieme vogliamo costruire, e io accanto a lui, questo percorso di rafforzamento della posizione di Fratelli d'Italia, che devo dire anche nel territorio meridionale, in Sicilia, è più consono a quelle che sono le aspettative della Sicilia. Quindi io in Fratelli d'Italia trovo molto più coerente il percorso da uomo di destra. Abbiamo visto che in quest'ultimo periodo anche nella nostra provincia sta avendo particolari adesioni di tanta gente, insomma, molti professionisti, molta gente, insomma, ha scelto. Devo dire che questo lo riscontro, perché io sono, come dire, un battitore di marciapiede da sempre, e quindi ho delle percezioni, ho delle sensazioni, avendo, diciamo, seguito. Poi conosce bene le persone. Conosco le persone. Ecco, devo dire che avverto queste sensazioni che derivano da quello che noi abbiamo detto in precedenza. Oggi Fratelli d'Italia è molto attrattiva, e chiaramente deve essere brava la classe dirigente dei Fratelli d'Italia a gestire questo percorso di crescita, perché questo è importantissimo. È importantissimo, dobbiamo sempre mantenere la nostra identità, non possiamo confondere lo zucchero con il sale, l'aceto con il vino, il latte con il miele, cioè l'idea di creare
e questo è stato uno dei motivi. Un contenitore dove si mette tutto e il contrario di tutto, partendo dal presupposto che siamo tutte persone per bene, di questo non si discute, è quello che poi fa perdere, fa smarrire un'identità. Fratelli d'Italia invece l'identità ce l'ha. E di questa siamo assolutamente consapevoli. Questo è importante perché stiamo vedendo che per esempio molta gente, è chiaro che le scelte uno le fa, anche che hanno avuto esperienze in altri parlamentari e in altri partiti, spesso aderisce a un partito senza che però ci sia un effettivo radicamento nelle proprie origini politiche. Sì, e questo è diciamo, il qualunquismo che si è ingenerato e che diciamo, fa male alla politica. Devo dire che c'è un ritorno e un'attenzione a questo senso di appartenenza e io lo vedo, lo percepisco perché si è capito che i dilettanti allo sbaraglio, i qualunquisti, la politica approssimativa è quella che ha creato danno al territorio. Una volta la provincia di Agrigento comunque aveva dei riferimenti, aveva dei soggetti politici, mi pare che oggi c'è ben poca cosa. C'è ben poca cosa e quindi questo è il motivo che mi spinge a me a continuare un impegno, non perché mi sento, come dire, superiore ad altri, ma perché c'è diciamo, una storia personale e perché vivo la politica con passione e in maniera assolutamente disinteressata. Mancano riferimenti nazionali. Mancano riferimenti nazionali importanti, manca la politica che colleghi davvero le esigenze del territorio e poi mancano anche dei livelli intermedi. Per esempio le province, per ritornare alle province, formavano una classe dirigente. Sicuramente. Formavano dei quadri intermedi che erano interlocutori del territorio. Io in 14 anni di provincia mi sono confrontato, mi sono formato, sono cresciuto. Oggi non c'è più questo livello di democrazia, questo spazio di democrazia ed è grave. Qua non si parla di indennità o di privilegi, si parla di democrazia, si parla di qualità della politica. Se oggi niente nasce dal caso, tutto nasce da una programmazione, da una storia e parlo di tutti i livelli e di tutti i partiti. Ha rappresentato nella nostra storia un'ottima palestra verso diciamo, il professionismo della politica. Ricordiamo che tantissimi nomi sono fuoriusciti dalla provincia per andare anche a cariche regionali e nazionali. Ma per si cui, partiva così, ecco, si partiva comune, da quello, provincia, si partiva dal comune, prima dalle organizzazioni giovanili. Certo. Poi comune, poi eventualmente il Stato, poi il partito, dove i partiti, e questo è quello che mi piace a Fratelli d'Italia, che c'è l'idea del partito, anche della gerarchia del partito, dei livelli dove il segretario di un circolo è il segretario di un circolo, che deve, diciamo, che ha un ruolo di coordinamento, di portavoce, di gestione. Queste cose sono importanti perché non sono da sottovalutare. Perché poi il risultato qual è? Che purtroppo diciamo, si creano delle conseguenze che i livelli di rappresentanza sono quelli che sono e non si hanno... Anche perché si è arrivati a una diminuzione del senso di appartenenza verso un partito anche con la chiusura delle strutture periferiche. Ricordiamo prima il famoso Partito Comunista, era presente in tutti i capillari, poi pian piano è andato sminuendo, così diciamo è sminuito anche l'idea del confronto delle sezioni. Infatti questo ce lo siamo detto con gli amici, con ovviamente il rispetto delle regole di distanziamento eccetera eccetera, ma dobbiamo, noi per esempio qua c'è una sede, una segreteria provinciale che serve proprio per un confronto, per vedersi, per incontrarsi. È importante questo, il contatto umano, l'idea di ascoltare il cittadino, farsi interprete di quelle che sono i suoi consigli, le esigenze e tradurle poi in azione politica. Quale sarà il suo futuro politico, onorevole? Molta gente insomma vocifera di un suo impegno futuro alla regione, ci sarà, non lo so, magari alle prossime elezioni. Allora, la sua aspirazione chiaramente, ritornare chissà magari anche un incarico, un'elezione nazionale. No? Io sono contento intanto di essere ritornato a casa mia e quindi concludiamo come abbiamo iniziato.
di impegnarmi per un partito, per un'idea alla quale credo fortemente, di questo sono onorato. Dopo di ciò io sono uomo di partito, ma lo sono per ora, lo sarò per sempre, ho dato la mia disponibilità, saranno poi i livelli superiori del partito a decidere se Giancarlo Granata sarà utile ad Agrigento, sarà utile a Canicattì, sarà utile a dare i propri consigli a chi vorrà. Questo diciamo è la disponibilità da uomo di partito. Vorrei concludere questa nostra chiacchierata con un inciso sulla comunità di Canicattì, ecco, sul comune di Canicattì, sulla politica che si fa a Canicattì. Ma Canicattì, il suo punto di vista è importante. Canicattì intanto è venuta da una scorsa elezione amministrativa dove devo dire che se diciamo, analizziamo oggettivamente il dato della candidatura che noi abbiamo proposto di Sciabarrà, è un risultato, sebbene la sconfitta che va riconosciuta, è un risultato dal punto di vista politico importantissimo, perché noi siamo l'unica città in Sicilia medio-grande dove di fatto tre liste, di cui Fratelli d'Italia e 2 liste civiche, quindi con di fatto soltanto un'espressione di una destra, riusciamo ad arrivare al 48% e ad sfiorare la vittoria. Quindi se ci fosse stato un centrodestra unito, dove c'era anche Forza Italia e altri pezzi del centrodestra, la vittoria sarebbe stata certa, schiacciante. Quindi noi da soli con 3 liste di espressione, 2 liste civiche, la lista di Fratelli d'Italia, e quindi diciamo dove Fratelli d'Italia a questo punto, mi permetto di dire, l'ha fatta da protagonista, raggiungiamo questo dato. Dopo di ciò si è perso col 48%, rispettiamo la vittoria del sindaco Corbo, stiamo facendo un'attività coerente di opposizione costruttiva e sulle problematiche che vive Canicattì. Canicattì vive un problema che è il problema di tutti i comuni, ma a Canicattì è ancora più aggravato, che è quello economico-finanziario. La città praticamente vive un baratro che è quello del rischio del dissesto economico-finanziario, causato ovviamente, e questo lo dobbiamo capire, da gestioni amministrative precedenti che non riguardano soltanto degli ultimi 5 anni, ma che hanno anche causa in altre gestioni amministrative e quindi questa è la preoccupazione che abbiamo. Dopo di ciò Canicattì è una città che è baricentro di un circondario importante che merita attenzione. Quello di cui Canicattì ha bisogno è della politica, ma della vera politica. Perché Canicattì negli anni è andata molto indietro, ricordo quando a Canicattì si vedeva con un certo orgoglio, ricordo che c'erano addirittura 3-4 banche, i vigneti, l'uva Italia, insomma c'era effettivamente un fermento economico enorme, però poi negli anni le banche sono andate assorbite dai grossi colossi, insomma si è perso quel contatto propulsivo che magari un'economia aveva e la città è andata sempre più indietro, come d'altronde è andata indietro anche un po' tutta la nostra provincia. Canicattì registra questa, come dire, questa situazione di crisi economica, sociale, fermo restando che comunque i canicattinesi sono persone brillanti e degli imprenditori, perché se Canicattì comunque rispetto a un contesto si fa la sua figura e comunque regge dal punto di vista economico, perché vi è una classe imprenditoriale importante. L'agricoltura, sebbene le difficoltà che ci sono, i costi di gestione che sono enormi, solo il costo di trasporto, eccetera, eccetera, tuttavia grazie a degli imprenditori agricoli bravi e affermati riesce a mantenere livelli importanti. Noi abbiamo delle aziende, un tessuto commerciale importante che chiaramente non è paragonabile a quello degli anni 80-90, ma comunque
tiene. Chi viene a Canicattì trova una città dal punto di vista commerciale fiorente, che ha un'offerta, una proposta commerciale assolutamente interessante. Sta poi alla politica migliorare, sostenere, incentivare il marchio di Canicattì come città commerciale, il marchio di Canicattì come città dell'uva d'Italia, il marchio di Canicattì come città enogastronomica, associandola anche ad una promozione di Canicattì dal punto di vista storico-culturale. Noi abbiamo due figure a Canicattì che sono importantissime e che potrebbero, laddove finalmente questo virus cessi, collegarli, diciamo, ad un percorso turistico, che sono Padre Gioacchino Lalomia e il giudice Livatino, il beato giudice Livatino, che finisce con l'essere una figura attrattiva e di interesse a livello nazionale. Dobbiamo essere bravi noi a saperlo, diciamo, come dire, in termini di immagine, promuoverlo come si deve, e attorno a queste due figure creare, diciamo, un percorso di interesse storico, artistico, monumentale, al quale io personalmente ho sempre creduto quando ero assessore provinciale al turismo e da presidente onorario della Proloco di Canicattì. Quindi vi sono delle potenzialità. Noi faremo la nostra parte, diremo la nostra e daremo anche giusti consigli a questa amministrazione laddove ci vengono chiesti, fermo restando che è importante che ritorni la politica. È stata anche l'acquisizione, la proposta di acquisire la casa di Livatino ai beni regionali, insomma, cosa che però, insomma, c'è stato un po'... la parte che attualmente ce l'ha in carico non era molto d'accordo, mentre l'altra associazione è d'accordo, ecco, però dico, in ogni caso è importante che una struttura come questa abbia giusto risalto anche da un punto di vista attrattivo. Questo, diciamo, è un problema, sono aspetti giuridici che vanno poi diciamo, attenzionati. Vi è, e questo fa piacere, del governo Musumeci, fa piacere che vi è l'attenzione del governo Musumeci per questo, diciamo, questa casa natale, che deve essere una casa attrattiva, come c'è l'idea che in Italia vi sono vie, scuole intitolate al giudice Livatino, premi nazionali intitolati al giudice Livatino, e che Canicattì diciamo, debba essere al passo con queste cose. Quindi dobbiamo sforzarci di creare, come dire, una serie di iniziative che vanno in questa direzione, che per carità qualche cosa già si è fatto con questa associazione che è, diciamo, la settimana della legalità legata al giudice Livatino, però a questo punto che beato è un percorso ancora ulteriore che bisogna fare. Quello che conta è che vi deve essere la consapevolezza da parte di Canicattì e dell'intero comprensorio, e questa è un'esigenza avvertita da parte dei miei concittadini, che ritorni la politica, perché anche il problema del dissesto economico-finanziario ha bisogno della politica. Cioè, dal mio punto di vista si arriverà al punto che dobbiamo sollevare tutti quanti il caso Canicattì dal punto di vista economico-finanziario, come è stato il caso Catania. Cioè, occorrono dei provvedimenti importanti a livello ministeriale, a livello nazionale, per salvare, diciamo, un comune, e noi vogliamo come opposizione mettere in chiaro diciamo, la situazione, avere chiarezza e andare avanti su questo percorso. Bene, ringraziamo l'onorevole Giancarlo Granata. La nostra approfondimento ha riguardato in particolare le tematiche politiche e la sua adesione al partito della Meloni. Noi le facciamo i migliori auguri per una buona politica, una buona vita politica. Ringraziamo i nostri telespettatori, la trasmissione su TVA canale 92, in streaming www.televideoagrigento.tv e prossimamente sui nostri social Facebook e YouTube. Grazie onorevole, buon lavoro. Grazie a voi gentilissimi, grazie, a presto.